Ti hanno mai detto che non puoi avere impianti fissi perché non hai abbastanza osso? È una delle frasi più devastanti che un paziente oggi possa sentire. Eppure, ai tempi moderni non rappresenta più un ostacolo insormontabile la perdita o completa assenza di osso. La scienza ha sviluppato soluzioni innovative che permettono di avere i denti fissi anche quando l'osso mascellare o mandibolare sono completamente assenti. Esistono impianti speciali come zigomatici, pterigoidei o sottoperiostali che fanno parte appunto di queste soluzioni rivoluzionarie. Invece di ancorarsi nell'osso mascellare o mandibolare che reggeva un tempo le radici che non c'è più, questi impianti riescono a ancorarsi in quella parte di ossa residue stabili, dette ossa basali, che formano la struttura ossea base del nostro viso e delle nostre mascelle. Hai perso tutti i denti a causa della parodontite, di un grave incidente o impianti dentali inseriti male. E vorresti tornare a sorridere grazie a dei nuovi ed iperrealistici denti fissi? Sono il dottor Corrado Palmas e negli ultimi 10 anni io e la mia equipe di esperti in riabilitazioni estreme della bocca abbiamo donato un nuovo sorriso a oltre 8.500 persone. Grazie al sistema Bocca Bionica in Moldavia e Romania. Se vuoi capire una volta per tutte come poter tornare a sorridere, a prescindere dalla gravità della tua situazione attuale, e vuoi tenerti sempre aggiornato riguardo i pericoli e gli inganni che nasconde il settore odontoiatrico all'estero? Iscriviti gratuitamente al canale e attiva la campanella delle notifiche. Se invece vuoi procedere spedito verso il tuo nuovo e fantastico sorriso, in descrizione trovi tutto ciò di cui hai bisogno. L'osso zigomatico, per esempio, è straordinariamente denso e stabile, soprattutto non si riassorbe mai, nemmeno con l'età avanzata. L'inserimento, per esempio, di impianti zigomatici oppure nasali, pterigoidei che stanno in altrettante zone stabili, richiedono competenza chirurgica elevata e una pianificazione micrometrica, ma i risultati sono straordinari. I pazienti che fino a poco tempo fa erano condannati a portare protesi mobili instabili, che neanche stavano più nemmeno con la colla, oggi possano di nuovo avere i denti fissi. Le casistiche cliniche più recenti mostrano tassi di successo superiori al 90%, con pazienti che dopo anni continuano a masticare, sorridere e vivere normalmente. Analogamente, gli impianti pterigoidei come i zigomatici sfruttano, come ti anticipavo, la stabilità del processo pterigoideo, una parte dell'osso sfenoide situata nella parte posteriore della mascella, dove un tempo avevi i denti del giudizio, per intenderci. Anche in questo caso si tratta di un osso estremamente denso e stabile che offre un ancoraggio sicuro per gli impianti. Queste tecniche permettono di evitare completamente gli innesti ossei, riducendo i tempi di guarigione e permettendo spesso il carico immediato lo stesso giorno delle protesi ortopediche, chiaramente provvisorie, che poi dopo 6 mesi dovranno essere sostituite con quelle definitive. Uno degli aspetti più affascinanti della scienza degli impianti dentali è la meccanobiologia, ovvero lo studio di come le forze meccaniche influenzano i tessuti viventi. Il nostro osso è un tessuto vivo, dinamico, che si adatta continuamente alle sollecitazioni che riceve. Quando mastichi, ogni singolo morso genera forze che vengono trasmesse attraverso i denti alle strutture di supporto, stimolando il rinnovamento osseo. Immagina un ponte con dei pilastri che, a seconda delle automobili, dei tir che passano sopra, aggiunge pilastri o sposta i pilastri per reggere meglio i carichi, e lo fa ogni giorno in maniera dinamica. Quando perdiamo i denti, questa attività meccanica avviene meno e l'osso inizia a riassorbirsi. Esiste una regola nel nostro corpo: tutto ciò che non serve si elimina. E il corpo, la biologia, è fatta per mandare il corpo in economia. È un processo inarrestabile che può portare alla perdita fino al 25% del volume osseo nel primo anno dopo l'estrazione dei denti. Questo riassorbimento non è solo un problema estetico, ma compromette la stabilità dell'intero viso, causando quel tipico aspetto invecchiato che caratterizza chi ha perso i denti. Gli impianti dentali, agendo come radici artificiali,
trasmettono le forze masticatorie all'osso, ristabiliscono questa stimolazione meccanica ogni volta che mastichi e le forze vengono trasmesse dall'impianto all'osso circostante, mantenendo attive le cellule che lo rinnovano. È come fare ginnastica per le ossa. Più le usi, più rimangono forti, sane e con una microstruttura performante per sostenere i carichi masticatori. Questo spiega perché i pazienti con impianti dentali fissi nell'osso mantengono un trofismo e un aspetto più giovane, un profilo facciale più armonioso rispetto a chi porta protesi mobili che invece portano a perdere l'osso anno dopo anno completamente. Ma per ottenere risultati duraturi è necessario prima di tutto fermare la piorrea, la parodontite. Non si tratta solo di una malattia dei denti, ma di una condizione spesso genetica, infiammatoria, che coinvolge tutto l'organo masticatorio. I batteri che causano questa infezione rilasciano tossine che non si limitano a distruggere i tessuti di supporto dei denti, ma entrano anche nel circolo sanguigno, si diffondono nel corpo, innescano una risposta infiammatoria cronica. Le conseguenze vanno ben oltre la bocca. La ricerca scientifica ha dimostrato che i pazienti con parodontite avanzata hanno il doppio del rischio di infarto e il triplo del rischio di ictus rispetto a persone con gengive e denti sani. Questo accade perché i batteri orali contribuiscono alla formazione di placche arteriose che compromettono la funzione dei vasi sanguigni. Non è un caso che molti cardiologi oggi collaborino strettamente con i parodontologi per ridurre il rischio cardiovascolare dei loro pazienti. Nel mio protocollo del Dr. Palmas l'eliminazione dell'infezione parodontale è considerata prioritaria. Ogni dente compromesso viene rimosso con tecniche atraumatiche, i tessuti vengono decontaminati e il loro microclima batterico cambiato con probiotici specifici e la guarigione viene monitorata. Solo quando l'ambiente orale è completamente sano si procede con l'inserimento degli impianti, garantendo così le migliori condizioni possibili per l'osteointegrazione. E mentre il chirurgo orale inserisce gli impianti, in laboratorio si svolge una vera e propria magia tecnologica. Il sistema bocca bionica utilizza robot, fresatrici a controllo numerico a 5 assi, stampanti 3D di ultima generazione per realizzare protesi con precisione micrometrica. Ogni dettaglio viene controllato dai robot che lavorano 24 ore su 24, garantendo standard qualitativi impossibili da raggiungere con tecniche tradizionali con questi volumi. Ci vorrebbero decine di tecnici per sviluppare il lavoro che noi riusciamo a fare con i robot in 24 ore e con quella precisione. Ma la vera innovazione è il backup digitale in cloud. Ogni protesi viene archiviata su internet, creando una sorta di impronta digitale del tuo sorriso. Questo significa che se dovessi mai avere bisogno di una riparazione, di una sostituzione, di un upgrade e un domani passare addirittura a materiali che oggi ancora non esistono, i tuoi denti possono essere ricreati in 48 ore senza dover prendere nuove impronte. È come avere una copia di sicurezza del tuo sorriso da qualche parte sulle nuvole, sempre disponibile per il download quando ne avrai bisogno. Alla fine di questo viaggio, nella scienza degli impianti dentali, resta un dato incontrovertibile. Stiamo parlando di molto più che di semplici denti. Stiamo parlando di una trasformazione profonda che tocca ogni aspetto della vita di una persona. È la sicurezza di sorridere senza imbarazzo, la gioia di condividere un pasto con gli amici, la soddisfazione di parlare chiaramente in pubblico e la libertà di vivere senza pensieri. Il sistema bocca bionica rappresenta la sintesi perfetta tra ricerca scientifica e innovazione tecnologica e sensibilità umana. Ogni impianto inserito, ogni protesi realizzata, ogni sorriso restituito è il risultato di decenni di studi, milioni di ore di ricerca e un impegno costante verso l'eccellenza. Non è solo odontoiatria, è scienza applicata al servizio della felicità umana. La promessa è semplice ma rivoluzionaria. Con i protocolli scientificamente validati delle mie cliniche, chiunque può tornare a sorridere, a masticare e a vivere senza limitazioni.
È la scienza che incontra la speranza, la tecnologia che abbraccia l'umanità, il futuro che diventa presente in ogni nuovo sorriso che nasce. E se anche tu vuoi iniziare questo viaggio, mettiti in contatto con la mia equipe il prima possibile per un consulto personalizzato e un secondo parere gratuito. Un saluto da Dr. Palmas.